Oggi torniamo come qualche giorno fa a parlare del caso Wirecard, che sta animando un pochino gli animi di tutti in questi giorni. Ecoffi, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Torniamo a parlarne perché io avevo messo in evidenza l'aspetto più controverso di questa faccenda, e cioè l'operato della Deutsche Bank, cosa che non ha fatto nessuno, a parte la stampa specializzata, tra cui anche il Sole 24 Ore. Andiamo però a vedere effettivamente che cosa è successo nel caso Wirecard nello specifico. Partiamo col chiederci come si è scoperto che questi 2 miliardi di euro mancavano. Semplicemente la società Ernst Young, che si occupa proprio di revisione contabile, doveva certificare il bilancio di Wirecard. Tuttavia si è rifiutata di farlo perché il bilancio dovrebbe tecnicamente corrispondere a verità, cosa che in quel caso non era. Dovete sapere che esistono delle responsabilità che si assume una società oppure un revisore legale nel momento in cui si va a fare un bilancio. Le responsabilità non sono solo in capo all'amministrazione della società, ma anche alla società di revisione contabile che revisiona appunto il bilancio di questa società. E questo punto è molto importante, anzi fondamentale, soprattutto perché in Italia si parla molto spesso di falso in bilancio, che è un reato, ovvero ha conseguenze penali. A questo punto facciamo un piccolo inciso perché mi sembra doveroso, io sono una persona corretta. Nei miei scorsi video, ad esempio di pillole di diritto, è capitato che io una o due volte dicessi reato penale. Non si dice reato penale. Mi è scappato, è di uso comune dire reato penale, ma in realtà non si può, per il semplice motivo che qualcosa di penale è già un reato di per sé. Quindi ciò che è reato è penale. Reato penale non significa niente in italiano. È un errore che mi avete sentito fare, che ammetto di aver fatto, che spero di non rifare più in futuro e che spero che anche voi non rifacciate in futuro. Detto questo, torniamo a noi. Ovviamente, dopo che la società di revisione contabile si è rifiutata di certificare il bilancio, è bastato pochissimo tempo prima che si scoprissero tutti gli altarini che c'erano dietro. È chiaro che se l'organo preposto a vigilare che i dati di un bilancio siano corretti rileva delle anomalie, è molto probabile che i problemi siano grossi. Anche perché questo è purtroppo un segreto di Pulcinella: nel momento in cui i problemi sono piccoli, si chiude un occhio. Le società di revisione contabile chiudono un occhio soprattutto per quanto riguarda società così grandi, cosa che non dovrebbe accadere, ma purtroppo è la prassi. Arrivati a questo, noi ci eravamo fermati all'arresto di Brown, cioè l'ex CEO di Wirecard, che è uscito però su cauzione di 5 milioni. La storia ovviamente non è finita lì, perché si è presentata istanza di insolvenza. Che cosa significa? Significa semplicemente che si dà avvio a una procedura lunghissima nella quale vengono nominati degli amministratori delegati speciali che tenteranno di vendere tutti gli asset aziendali, quindi beni materiali e immateriali eventualmente, per cercare di ripagare tutti i debiti. Al termine di questo lunghissimo procedimento, la società cesserà di esistere e io non mi addentro oltre perché si tratta di diritto fallimentare, materia che io non ho studiato nella mia università, quindi non posso mettere parola a riguardo, soprattutto perché anche nel caso l'avessi studiata avrei saputo quello dell'Italia, diritto fallimentare italiano, ma si tratta qui di Germania, quindi molto probabilmente le cose funzionano diversamente. Detto questo, abbiamo un problema, e cioè che Wirecard era una società di intermediazione internazionale, quindi tutti i suoi clienti dei diversi paesi ora si trovano in difficoltà e non hanno risparmiato neanche l'Italia. Tra i servizi di Wirecard c'era anche l'emissione di carte prepagate, e di tutte le carte prepagate emesse da Wirecard, 325.000 sono finite in Italia e queste hanno dei fondi al loro interno pari a 20 milioni di euro stimati. E che cosa è successo a chi aveva nel proprio portafoglio una di queste carte? Semplicemente nella giornata di venerdì se l'è vista bloccata, non poteva più fare nessuna transazione, né in entrata né in uscita. A questo punto bisogna fare una precisazione, perché tutti quanti sarete andati nel vostro portafoglio a vedere se c'era scritto Wirecard sulla vostra carta. Purtroppo nessuno possiede una carta con scritto Wirecard sopra, perché Wirecard emette le carte prepagate. Tuttavia sono altre società commerciali che mettono il loro nome sulla carta. La società commerciale non è nient'altro che quella società che si occupa di distribuire le carte, e quindi per questo motivo non troverete il marchio Wirecard, ma il marchio della società commerciale sulla carta. Potreste ad esempio avere una carta come questa, SisalPay, che è la società commerciale che le ha distribuite. Tuttavia questo tipo di carte sono emesse da Wirecard.
Tra le altre cose troverete in basso a destra scritto Mastercard, che è il circuito di pagamento, semplicemente quell'infrastruttura tramite la quale viaggia il denaro, che è gestita da Mastercard, che si chiama a questo punto carrier, cioè il vettore di questo tipo di pagamenti. Precisato questo dettaglio, SisalPay, che è la società commerciale che si è occupata di distribuire le carte, si è detta pronta a rimborsare i propri clienti che avevano quel tipo di carta, cosa non da poco. E siccome hanno annunciato un rimborso completo, nella giornata di lunedì quel tipo di carte si è sbloccato, potevano di nuovo fare transazioni, sia in entrata che in uscita. In previsione di probabili futuri scompensi, si è optato per il rimborso completo, tuttavia le società non sono molto propense a fare rimborsi completi ai propri clienti, quindi è stato dato via ad una promozione particolare. Nello specifico, ai possessori di una carta col brand SisalPay sarà data la possibilità di trasferire tutto il saldo, cioè il complesso dei fondi che c'erano dentro, tutti i soldi che c'erano dentro, verso una nuova carta emessa in collaborazione con Banca 5. Tutto questo per permettere ai propri clienti di tornare velocemente a fare i propri acquisti in tranquillità oppure ricevere indietro il rimborso completo in altro modo. Questo era il mio aggiornamento su quello che sta succedendo in questi giorni, però mi raccomando, non tantissime testate stanno parlando di questo fatto, ma è importantissimo che la voce di queste cose circoli. Quando diversi mesi fa vi ho parlato di Parmalat, probabilmente proprio all'inizio del canale, vi ho parlato di un qualcosa che è successo 20 anni fa a momenti. Questo sta succedendo oggi. Nell'arco di questo tempo molte cose sono cambiate, ma alcune procedure scorrette verso i clienti, o verso noi consumatori, non sono mai cambiate e questo è preoccupante. Il cambiamento in questi casi parte dalla consapevolezza. Non è possibile che questo genere di notizie passi in sordina, quindi parlatene assolutamente, divulgate questo genere di cose perché è importante che tutti quanti sappiano. Ci vuole un'attenzione estrema, anche se non soprattutto, quando si investe in questo genere di società. Chiudo quindi questo video prima della citazione economica, invitandovi a condividere questo video con più persone possibili perché più siamo consapevoli noi consumatori, meno questo genere di cose potrà accadere in futuro. La crescita infinita del consumo materiale in un mondo finito è una cosa impossibile.